Autonomia, il nome che il Veneto vuole dare al suo futuro. Una sfida, una scelta, un simbolo. È il momento della verità. Questa sera il Consiglio dei Ministri discute la bozza. I testi sono pronti, ma restano dei nodi politici da sciogliere. La contesa è tutta sulle infrastrutture, sulla cultura, sull'ambiente e sulle tariffe sanitarie, proprio i settori dei ministeri targati Movimento 5 Stelle. Ma l'accordo raggiunto ieri al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle risorse fa sì che, con tempismo perfetto, entro domani 15 febbraio, termine fissato dal Premier Giuseppe Conte, si arrivi al confronto tecnico. La data del 15 febbraio, come ipotizzata dal Premier Conte, prevedeva la chiusura dei tavoli tecnici ed è esattamente avvenuto ieri, con la chiusura col tema della norma finanziaria. Adesso la bozza c'è una bozza importante, se venisse approvata con tutte le nostre richieste io sono pronto a firmarla in qualsiasi istante, per cui se c'è volontà si chiude, se non c'è volontà allora vuol dire che si va verso una visione conservatrice di questo Paese, ma la storia ci punirà perché comunque il futuro è il federalismo, l'autonomia e la responsabilità. Il Veneto è pronto a dimostrare che le cose si possono fare meglio di come le ha fatte fino a oggi lo Stato. Ma attenzione, nessuna forma di solidarietà nazionale viene meno. Non verranno sottratte risorse destinate ad altre regioni. Semplicemente interviene il principio della responsabilità. Il sistema economico finanziario sul quale si poggiano queste autonomie è un sistema di efficienza della spesa pubblica, non è sottrazione di risorse da nessuno a favore di altri, ma è una misura di efficientamento, efficienza che nella pubblica amministrazione e nella spesa sono assolutamente indispensabili per migliorare il nostro Paese. Insomma, ogni amministrazione, superando storiche inefficienze italiche, deve essere capace di regolare le proprie spese. In questo modo l'autonomia porterà vantaggi a cascata anche a province e comuni virtuosi. Assolutamente, il vantaggio è anche per le amministrazioni locali, ne parlo spesso e volentieri sia con Luca Zaia che con il ministro Erika Stefani, l'altro giorno ero a Roma e ci siamo confrontati anche su questo, e devo dire che l'autonomia è una battaglia che il Veneto deve portare a casa, così come la TAV.